Il mare della Somalia è una riserva enorme e non sfruttata. Da anni il governo sta tentando non solo di radicare i nomadi alla terra, ma anche di spingerli in mare con le barche da pesca. Qualche volta ci riesce. Si vanta di riuscirci anche Ibrahim con gli uomini della Valle dei Capretti. Il nomadismo è il più grave problema sociale della Somalia. I risultati delle campagne governative sono stati finora modesti. Il 70% dei nomadi che la grande siccità del 1975 sospinse verso la costa tornarono, con le prime piogge, alla vita nei deserti dell'interno. jaalayaal shirkayna caadiga ahay halkaas ayuu noogu egyahay Noi pescatori della cooperativa Kulmis di Mogadiscio, dice il canto, lavoriamo per il paese e uniti siamo i più forti. Mettiamo insieme le nostre energie perché la rivoluzione continui. haddana waxaan sidaas ayaan waxaan rajaynayaa inaad aad ku adkaysano talabaad wax soo saarka. Ci riuniamo di solito ogni giovedì. Il partito insiste sulla pesca perché potrebbe diventare una delle maggiori risorse della Somalia. In questa cooperativa c'è gente che viene da tutte le parti del paese e che il mestiere l'ha imparato qui. Nelle riunioni parlano tutti, dall'apprendista ai pescatori più esperti. Discutiamo tutto, gli orari di lavoro, la quantità della pesca, insomma il bene e il male. Come presidente io comincio il discorso, poi loro fanno le loro critiche e le loro proposte. Per esempio, questo dice che ci vorrebbero più barche, più reti e anche una forma di aiuto per chi si fa male sul lavoro. arrimaheena waxaa la rabaa inaad si fiican aad u baartaan magarad yacni dhinaca oo sukurasyoonaan ka hadlaa markii anaga dhibaata ina soo food saar taas kaleyaan ka hadlaa Soomaaliya khaasatan iskaashatada kalluunka xamardan kulmis ha guulaysan ha waarto ha joogto